Al via ieri sera presso il Palla Moncada di Porto Empedocle la grigliata biancazzurra organizzata dai sostenitori della Fortitudo Family a sostegno della propria squadra. I tifosi hanno avuto così modo di incontrare i giocatori e lo staff tecnico mangiando panini con la salsiccia in vista dell'inizio della prossima stagione che comincerà il prossimo 6 ottobre alle ore 18 affrontando la squadra del Casale Monserrato in casa. Come di consueto con la Fortitudo Family anche quest'anno abbiamo deciso di organizzare una serata in allegria e in compagnia. Siamo nella casa della Fortitudo Moncada Agrigento, abbiamo portato qui un po' di street food, un po' di tifosi, insomma, per stare insieme, fare dei selfie, stringere un po' i rapporti con i nuovi arrivati, sono diversi giocatori, e abbracciare ancora una volta chi è stato già con noi nelle scorse stagioni. È un modo per stare in maniera un po' diversa vicino alla squadra, è un tipo di tifoseria la nostra molto soft, che comunque è vicino alla squadra in tante occasioni, anche spesso nelle trasferte, ma lo facciamo sempre con il nostro stile, quello della Fortitudo Family, che è quello aggregativo socializzante. Contiamo di farlo sempre più frequentemente. Ecco, quanto è importante sostenere la squadra e poi come vedi questa nuova stagione? Ma intanto sostenere la squadra è una cosa fondamentale, perché, ripeto, oggi dobbiamo dire grazie al nostro presidente Moncada, perché Agrigento secondo me non può permettersi un campionato professionistico di A2, però nonostante questo lo facciamo grazie agli sforzi dell'imprenditore Moncada, ed è importante far vedere che la cittadinanza è vicina a questa squadra, vicino alla sua società, vicino allo staff, e, insomma, anche quest'anno sono sicuro che vedremo delle belle partite, e da quello che abbiamo visto in fase di precampionato col nuovo coach Davis Cagnardi i ragazzi stanno rispondendo bene, si impegnano palla su palla, insomma ne vedremo delle belle anche quest'anno. Sono importantissimi, direi, perché secondo me è il momento in cui i tifosi stanno in contatto con il giocatore, e in questi momenti possono capire veramente come è fatto ognuno di noi. Credo che questi eventi secondo me dovrebbero essere fatti più spesso, perché è un momento di svago e di divertimento un po' per tutti. Senti, che anno prevedete? Anno agonistico? Che anno sarà anche con la nuova guida del coach Cagnardi? Innanzitutto prevedo comunque una stagione difficile, perché comunque un campionato molto impegnativo, ci sono squadre attrezzate molto bene, però noi secondo me possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni, perché è un gruppo tosto, un gruppo che ha tanta voglia di lavorare, un allenatore che è giovane, che ha tanta voglia di fare, quindi secondo me unendo tutte le forze secondo me la Fortitudo può fare anche una bella stagione quest'anno. Hai deciso di rientrare, insomma? Rientro sì, sono contentissimo, io qua mi sento a casa, quindi sono felice di essere ritornato qua ad Agrigento. Fortitudo Family sostiene col tifo la squadra, anche non solo in casa ma anche in fuori casa. C'è anche questa possibilità magari di farla qui al palazzetto, sono stato molto contento della cosa, perché alla fine dei conti noi siamo qui, viviamo qui tutto il giorno, e ci fa piacere che i tifosi vengano qui a vivere anche la quotidianità che abbiamo noi tutti i giorni. Solitamente andiamo noi alla Fortitudo Family, e oggi ci ha fatto veramente piacere che siamo venuti a trovarci loro, questo mi piace molto. Parliamo di questa nuova stagione agonistica, che stagione sarà, quali obiettivi? Queste sono solitamente le domande che si fanno in questi casi. Questo è un anno zero, dobbiamo capire tante cose, però penso che abbiamo iniziato bene, i ragazzi stanno lavorando tantissimo, forse anche sono in overcoaching, però stiamo cercando di mettere benzina per i momenti difficili o comunque per la stagione. Niente. Saremo molto attenti nel valutare le cose, a capirle, quest'anno più che mai c'è bisogno di stringersi attorno alla squadra, attorno a tutti, perché c'è bisogno in un anno di ricostruzione di essere veramente vicino alla squadra, anche nei momenti difficili soprattutto.